Allora, rieccoci insieme. Stavo un po' chiacchierando, tanto per cambiare fuori onda col Presidente, dicendo che il vostro problema, il blocco totale, è la pandemia sostanzialmente. In questo momento assolutamente, sì. Quindi sì, i costi energetici, ne abbiamo parlato, materie prime, questo senza dubbio, però è la pandemia che frena le persone ad uscire, ma le persone hanno il desiderio di andare fuori. Assolutamente. Se c'è l'occasione, le persone assolutamente devono essere trattenute da qualcosa. Se non hai una motivazione forte non lo fai, è solo questo il fatto. Ma è verissimo, perché la volontà di uscire, di rifrequentarsi è altissima. Quando si raffredda nel momento in cui, è chiaro, io apro una discoteca, la riempiamo subito, però si raffredda questa volontà non tanto nei giovani, perché se vediamo i ragazzi li vedi, si raffredda sulla fascia media. Quella che poi spenderebbe, Che poi spenderebbe. La fascia media è chiaro che è preoccupata dalla situazione sanitaria, non fa piacere a nessuno essere contagiato, dover stare a casa, rischiare. È lì il problema. Ecco perché dico, liberiamoci di sta zavorra, liberati di questa zavorra, allora poi dobbiamo però rivedere tutto, riprogrammare quello è il discorso, tutto. Perché non è che tutto torna come prima e si pensano che bisogna anche essere preparati, cogliere l'occasione di questo periodo per essere preparati a dare un'offerta che possa essere allettante, interessante, nuova, perché ci voglia di nuovo anche. Voi che fate formazione avete anche noi stiamo lavorando. Che cosa fate? Cosa progettate? Allora, noi cerchiamo di riformare, proprio perché questa pandemia ci ha insegnato tante cose, ci ha insegnato che il mutare può essere repentino, le cose possono cambiare improvvisamente e bisogna, non dico anticiparli, ma in qualche modo intervenire. Oggi stiamo mettendo in fila tutta una serie di progetti formativi che mirano anche ad ampliare la visione commerciale. Non solo quello che è il negozio fisso, ma pensare anche a una dimensione web, questo per incrementare le possibilità. Non parlo dell'e-commerce, attenzione, ma la promozione del proprio prodotto su via più canali, web. Su più canali sostanzialmente. Esatto. Dopo però sempre il punto vendita resta l'elemento. Punto vendita, allora, anzi, questa pandemia ha insegnato un'altra cosa, che la necessità di avere un punto vendita fisico. È il servizio che ti dà un punto vendita fisico, tant'è che i nostri negozi di vicinato durante la pandemia, quelli alimentari, non hanno avuto una perdita verticale come possono averla avuto non so, i negozi di abbigliamento, cioè i settori diversi, proprio per il servizio che hanno dato. La differenza fra grande distribuzione e distribuzione vicinato nel campo alimentare non è stata così grande come ci si poteva aspettare da una situazione difficile. Quindi bisogna trovare quella chiave per riuscire a far sì che si riattivi nel modo migliore anche l'attività dei piccoli e medi negozi, quindi questo senza dubbio. Sì, i servizi che possono essere dati, penso alla spesa, i servizi che hanno dato tra l'altro, recapitare la spesa a domicilio, prendere gli ordini per telefono, cose che magari nel passato non erano così diffusi. Che cosa insegnate quando c'è il nuovo marketing, no? Per quanto riguarda queste piccole aziende? Cos'è che manca e che dovrebbero imparare per fare il salto un po' di qualità? Più che manca, magari dare maggior evidenza alla customer satisfaction del proprio cliente, accompagnarlo, dargli quello che non gli può dare la grande distribuzione. Quello che non può dare anche neanche il web, perché a questo punto sì, ci sono siti che ti chiedono il gradimento e tutto, però non sempre così. No, non sempre. Il fatto di intercettare il cliente e servirlo in maniera completa, cioè dargli tutte le informazioni e tutta l'assistenza di cui ha bisogno, sicuramente è una delle carte vincenti.
C'è propensione in questo senso? C'è voglia di cambiare? C'è voglia, c'è propensione e tanti negozi sono riusciti a sopravvivere proprio utilizzando questi metodi. Quindi l'elemento umano resta sempre un elemento vincente alla Assolutamente. Fine. Ecco, questo si è evidenziato. L'elemento umano, il contatto, rimane l'elemento vincente. Allora, se vediamo la curva di crescita delle vendite di Amazon durante il lockdown, quando si era chiusi in casa, vediamo una crescita, è arrivato fino al 40-42% di incremento. Ora sta calando. Per cui appena è possibile ritornare al rapporto normale, la gente ritorna. No, ma infatti quello senza dubbio, anche perché uno vuole uscire di casa, vuole anche toccare le cose, vederle, vivere la realtà reale, non quella soltanto digitale, quindi i presupposti ci sono. E poi è il riconoscimento anche di un ruolo dei negozi, che è un ruolo di presidio del territorio, un ruolo anche di sicurezza, un ruolo sociale, cioè il negozio non vende solo merci, il negozio è lì, presidia un territorio, dà un servizio. L'anziano che può scambiare due parole col suo come dire, negoziante, sono cose che non può fare né Amazon né la grande distribuzione. Siccome i vostri negozi sono tutti allocati nei centri cittadini, no tutti, sono dappertutto, in centri cittadini come per esempio Padova, che poi avrà le elezioni, ci sarà un cambiamento amministrativo eccetera, che cosa dovrebbe cambiare nella città per venire incontro alle esigenze dei commercianti, dei cittadini che si possono muovere nei centri cittadini, cosa invece magari a Vicenza va bene, insomma nelle realtà che avete sotto mano? Ma diciamo, partiamo da un presupposto, una visione che io non ritengo corretta, quella dell'automobile come la madre di tutti i guai. Allora, l'automobile che viene vista spesso come un problema, allora la gente ha bisogno di avvicinarsi con l'automobile in centro. Se andiamo a vedere le realtà di altri, prendiamo Verona. Verona ha 3 grandi parcheggi centrali, quasi sotto l'Arena, in Piazza Bra, sotto Piazza Bra quasi. Quindi sto problema Verona non lo sente dell'auto come fattore di disturbo. Avere i parcheggi vuol dire anche consumare meno carburante, girare meno e quindi svolgere anche una funzione ecologica, ma soprattutto portare la gente dalla periferia, dai comuni limitrofi in città. Questo è importante, è una funzione. Qui a Padova, se c'è una cosa che possiamo migliorare magari, è l'accoglienza delle auto, mettiamola così. Ecco, non la vedo come... L'importante è che le auto non sono in movimento, che arrivino e si fermino. Questo è importante. Alcuni hanno detto anche che non costi così tanto il parcheggio, che i parcheggi non siano troppo costosi, perché altrimenti tu fai la tua cosa, perché per comprare tu hai bisogno di girare, prenderti il caffè, sederti eccetera, un pomeriggio tranquillo, quelle 3-4 ore ti possono andare via. Se tu invece devi calcolare un'ora, un'ora e mezza, poi mi scatta che il parcheggio, devo correre, mettere un'altra, perché poi noi siamo anche abbastanza primitivi nelle cose, no? Bisogna ipotizzare prima quanto tempo starai fermo, non andare al contrario, è una cosa assurda. Sì, allora il costo del parcheggio è importante, indubbiamente. Indubbiamente è importante perché, come giustamente dicevi te, se io devo stare 3-4 ore e avere un costo crescente importante, potrebbe disincentivare. Ma è anche vero che un parcheggio che costa poco non dà il ricambio, il turnover. Allora, credo che il problema costo deve essere commisurato in base alla, tra virgolette, centralità del parcheggio. Mi spiego meglio. Piazza Insurrezione sparirà, lo sappiamo, non ci sarà più il parcheggio, ma Piazza Insurrezione con un costo crescente orario ha una sua motivazione.
naturalmente la Prandina non può avere lo stesso tipo di costo. Però non è che sia gratis la Prandina, eh? Sì, ma non può avere lo stesso. Ecco, cioè per la Prandina arrivare in centro ti mangi già una persona magari che ha... Sì, no, non è roba di 2 minuti, indubbiamente. Esatto, infatti, quindi non è tanto agevole. Cioè c'è un problema secondo me serio, oltre al fatto che secondo me Padova dovrebbe essere pedonalizzata, avere il coraggio, so che voi commercianti, di pedonalizzarsi brutalmente, perché viene attraversata dal traffico in un verso e nell'altro, certo. E questo ti dà comunque l'idea di una città non camminabile, mentre ci sono grandissime città che hanno avuto il coraggio, almeno il fine settimana, di chiudere. Noi siamo sempre stati, faccio un esempio banale, a parte via San Fermo che è stata una delle prime, ma anche Corso Umberto, è stata una delle cose che noi abbiamo sempre indicato ed è stata vincente? Convinti. Ed è stata vincente? È stato vincente, ma addirittura, anche se qualcuno non l'aveva capita subito, dei commercianti, devo sì, ma infatti mi ricordo. Però è stato vincente perché si è creato un asse da Prato della Valle alle piazze, importantissimo. Anzi, adesso è quello che va meglio. Quello che va meglio. È quello che va meglio. E tutti i negozi che sono su quell'asse sono su un asse importante. Purtroppo non è casuale che poi i valori immobiliari sono cresciuti talmente tanto che ora quell'area, quell'asse è quasi tutto rappresentato da come dire, negozi delle grandi strutture di vendita. Ma perché lo stesso non si agisce su altri assi, cioè il classico di Via Verdi, Corso Milano, che si è depauperata completamente? Assolutamente. In realtà era una bellissima via e poteva essere... Anche lì bisogna fare una riflessione evidentemente, perché i negozi sono spariti da quella zona là. I negozi sono spariti, ma forse è proprio quello il motivo, cioè che non hai gente che può come dire, accedere in maniera camminando, passeggiando, cosa che invece nell'altro asse è normale. E Vicenza come sta andando? Vicenza è una città più piccola di Padova, chiaramente. Però ha fatto delle scelte. Ha fatto delle scelte, importanti, diverse, che hanno dato dei risultati. Hanno dato dei risultati, stanno funzionando, ma sia in termini anche di accoglienza delle auto, di parcheggi, devo dire che poi si ripercuote sui flussi economici per le imprese. E quindi va meglio. E quindi qualcosina bisogna, anche se la situazione è difficile per tutti, però c'è dove è meno difficile e dove è più difficile, indubbiamente. Presidente, grazie, abbiamo fatto una bella chiacchierata, allora speriamo naturalmente che questo ostacolo grosso a tutto possa venire meno, quindi rifare un po' il punto della situazione. È una volontà di tutti. Mamma mia, veramente. E ci riaggiorneremo di conseguenza. Grazie ancora, grazie a voi telespettatori, noi ci rivediamo domani come sempre. Grazie, arrivederci.